prelievo fatto, cappuccino e brioche. E brioche. Eh sì, oggi non era proprio previstissimo, Io sarei voluta venire al mare, ma non era sicura la cosa. Che bello. Sembra estate, c'è un caldo, sto morendo di caldo, ho i jeans e una maglietta. Sto morendo di caldo. È da costume proprio. Che bello. Che pace. Adesso io sono pratica a riempirmi di sabbia anche con le scarpe. Voglio vedere quanta sabbia porto a casa. Abbiamo pranzato al Mac e adesso andiamo, siamo io e mia mamma. Adesso andiamo a vedere, fare ancora 2 passi e poi andiamo a casa, anche se presto. Sono a casa da un po'. Questa mattina avevo disfatto il letto e messo a lavare le lenzuola. Ho detto tanto poi torno pomeriggio e faccio cose di casa. Ma che? Quindi adesso sono tornata a casa, ho rifatto il letto, le lenzuola bagnate sono là dentro, devo stenderle. Penso le stenderò stasera, le lascerò fuori tutta la notte, si asciugheranno. Perché devo fare un'altra lavatrice di biancheria, di vestiti, e quindi mi tocca... Oddio, Pepe, scusa. Mi tocca far così, insomma, mi tocca stenderlo stesso, tanto fuori fa caldo, quindi... Beh, al mare sembrava estate, cioè veramente caldo, estivo, bellissimo, veramente bello. Il ritorno è andato bene, siamo tornate alle 5:30 come previsto, proprio siamo andate benissimo. In autostrada era un po' caotico, da Treviso chiaramente, però siamo andate bene. All'andata invece c'è stato un po' più casino. Però dai, non era previsto, cioè nel senso io sarei voluta andare al mare, però mia mamma non era convinta. E poi le ho detto tanto andiamo, torniamo, non è che arriviamo la sera alle 9, saremmo dovute tornare prima. Però alla fine poi una cosa tira l'altra. E niente, ho fatto un po' di acquisti anche. Non so se farvi un video a parte, magari stasera, registrarvelo di là, non lo so, no, perché sono tanto stanca, ho bisogno di fare una doccia e andare a letto relativamente presto, quindi... porto dentro il tappeto. Questo è stato fuori tutto il giorno a prendere aria, anche se era pulito. Comunque i gatti sono stati bravissimi, non sono neanche andati al bagno, neanche quello non hanno fatto. Mi è arrivato un mega pacco di Shein, proprio nella scatola, che non mi sono mai arrivate scatole, di solito arriva sempre buste. Aia, che l'ho sbattuto. E, anzi, questa roba qua, ho una borsa bella piena del Tigotà, perché non sapete cosa è successo oggi al Tigotà. Che figura! Stavo spostando uno smalto della Essie, quello che costava di più, tra l'altro, mi è scivolato dalla mano, perché ero con la sinistra, stavo toccando con la sinistra, mi è scivolato dalla mano, è caduto per terra, si è rotto lo smalto. Quindi ho dovuto pagare lo smalto che non avevo acquistato, ma l'ho dovuto pagare, perché insomma gliel'ho rotto io e l'ho dovuto pagare, 15 euro e... Cioè, lo smalto più costoso della Essie. Cioè, che figura. Per fortuna il pavimento è venuto pulito subito, perché alla fine è un pavimento lucido, insomma è venuto via subito. Però era anche un bel colore, tra l'altro, veramente bello. L'unico rimasto, adesso non c'è più. Vabbè, ho fatto danni oggi. E qua, secondo me, anche al Lidl ho fatto degli acquistini, anche se la borsa che vi ho fatto vedere non è del Lidl. Però lascio tutto qui, perché poi magari vi faccio vedere con calma stasera. E il prelievo l'ho fatto stamattina, i risultati sono già pronti, perché mi è già arrivato il messaggio. I risultati sono già pronti, quindi alla velocità della luce mi hanno preparato tutto. Qui ho messo un profumo che però è un po' troppo forte, quindi penso lo metterò in bagagliaio, della Axe. Fastidioso quasi, è buonissimo perché mi piace, è come il deodorante.
quello, come si chiama? Africa, però è troppo. No, stavo chiudendo gli specchietti. No, devo mettere in preso. Ho guidato talmente tanto che non so neanche quello che devo fare. Allora, acquistini Lidl. Questi pantaloni per casa. Ho preso una M perché la L mi sembrava un po' troppo larga. Completo lenzuola perché con l'app di Lidl era invece che a 17,99 a 12,99. Se non sbaglio dovrebbe essere stato così, insomma. Quindi ho preso questo set di questo colore. E sempre al Lidl ho preso questo orologio per la cucina perché io sono stufa di vedere quello. Ho difficoltà a leggere i numeri romani, cioè so che numeri sono, ma devo sempre pensarci tanto perché alle volte non mi viene immediato capire l'orario e con questo credo sarà più facile. Quindi niente, ho preso questo orologio per la cucina. Poi vabbè, qua c'è alluminio. Questa l'ho presa al Lidl giù a Jesolo. Sì, poi sono andata anche a Jesolo. Questo è Lidl a Belluno, che costava poco. Sentiamo. Sentiamo, avete sentito? No, è buonissimo questo qua, dai. Latte di mandorle e burro di karité. E poi ho preso le lamette per il rasoio. Allora, qui borsa Tigotà. Allora, come borsa Tigotà, intanto ho preso questo deodorante per la macchina di Axe, l'Africa, come il deodorante, quello per persone, in sostanza. Poi ho preso lo struccante solito perché io l'ho quasi finito. Questo maschera di Essence, ma non so se sia decente. Un dentifricio che era scontato, mi pare. Vabbè, questa è la confezione Maxi, non è piccolino come quello che ho in bagno, è più grande. E quindi ho detto, prendiamolo. Adesso però faccio già la divisione delle immondizie. Sì, è in versione un po' più grande. Ok, poi delle salviettine, anche queste erano, sapete, nei cesti, in mezzo ai corridoi, ecco. Queste qua, io le utilizzo spesso, le salviettine così. Questa che roba è? Ah, lo shampoo, pulizia profonda capelli grassi con agrumi. Pepe. Ah, non avete neanche visto questo tappeto, è nuovo. È nuovissimo, ma non l'avevo ancora mai messo. Poi, vediamo cosa ho preso. Ah, degli spazzolini, anche questi qua della Oral-B erano scontati. Cioè, erano scontati? No, non erano scontati, costavano 1,99 euro. E quindi ho detto, li prendo. Poi ho comprato dei guanti. Ho preso il cura lavatrice della Sole, queste salviettine igienizzanti. Ah, queste devo lasciarle in macchina. Cioè, sì, oggi è stata una giornata un po' così, un po' critica. È lunedì. Poi ho preso le pagliette saponate, non le ho mai usate e visto che c'erano, me le sono prese. Non le ho proprio mai usate, io uso le classiche di solito, però queste qua per provarle, dai. Poi qui c'è un dentifricio Elmex Complete. Questo Citrosil sgrassatore disinfettante mia mamma lo utilizza e a me piace. Cioè il profumo mi piace tanto e quindi ho deciso di prenderlo anch'io. Qua c'è un omaggio per andare a Mirabilandia, non ci andrò mai. La tinta per i capelli, biondo platino cenere, la 10.1, che in realtà ce ne sarebbe anche un'altra, la 11 e qualcosa, ma non la tengono in quel Tigotà. Questa è la più chiara che hanno. E poi ho preso il solito Mon Amour. Ce l'avevano perché di solito lì non ce l'hanno mai l'ammorbidente, hanno sempre solo il detersivo liquido e invece oggi c'era anche l'ammorbidente. Era a 3,88 € mi pare, sì. Ecco, questa è la mia spesa Tigotà. In realtà questa c'è anche questa roba di qua. Allora, non so dove l'ho messa, qua. Poi ho preso questo Sunny Desk pulitore universale igienizzante. Questo profumatore per l'ambiente mi ispirava orchidea e vaniglia, deve essere buono. Era 3 € e passa, però l'ho preso per provare. E mancava una cosa, questo insaporitore, questo mix speziato
Finalmente l'ho trovato al Lidl, perché ogni volta che uscivano queste cose messicane non lo trovavo mai. Ne ho presi 2. Va bene per condire qualsiasi roba, cioè è veramente buono. Adesso ragazzi non vedo l'ora di andare a farmi una doccia. Sono le Ah, ma pensavo fosse più tardi. Sono le 19:49, quindi non è tardi. Pensavo fosse tipo un'ora dopo, 20:49, no? In realtà no. Vabbè, dai. Sono stanca. La roba stesa. Solita modalità lavanderia. Vi saluto, non so se ci sarà proseguimento di questo video o se sarà finito così, vedrò al momento del montaggio, al momento, cioè adesso non ne ho idea, perché ho un casino di video, di clip da mettere insieme e non so a che punto sono arrivata, non ho più fatto uscire video, oggi sarebbe dovuto uscire un video, non mi sono ricordata di programmarlo e quindi lo farò uscire per mercoledì se riuscirò a combinare qualcosa. E così, insomma. Ciao! Cosa fai lì? Eh? Ah, vuoi la pappa? Ah, la pappa, sì, la pappa. Parola magica, pappa. Vi saluto intanto. Ciao. Spiega a tutti cos'è che vuoi. Cosa vuoi? Ah, ti piace questo tappeto, vero? No, è bello questo tappeto. Fortuna che vi avevo salutati. No, è bellino. È morbido, è morbido. Non sta proprio bene con il colore della cucina, ma pazienza. Mi piaceva l'effetto legno. Vero, Beppe? Forse non è proprio l'ideale in questa cucina. Però dai, non è malaccio. Per l'inverno invece ho preso per il periodo natalizio, insomma per l'inverno, per dicembre, ne ho preso uno rosso, ma non totalmente rosso. Oh, vi farò vedere tutte ste cose appena mi sistemerò un attimo con tutte le organizzazioni di casa. Vi saluto. Vado. Ciao.